Alti e bassi, tanta emozione e un super weekend in quel di Manchester. Signore e signori, benvenuti nel post GP di Manchester. Prima di tutto mi devo scusare con voi perché purtroppo, come avete potuto vedere, arrivo parecchio in ritardo. Infatti hanno anche già fatto la gara dopo di Manchester, che registrerò tutto insieme questa sera. Ma c'è da dire che sono umano anch'io e purtroppo subito dopo le due gare di Manchester io ero pronto per registrare, ma mi sono ammalato. Quindi ho preso la febbre e dopo la febbre mi è andata via la voce e quindi non ho potuto registrare niente, e di conseguenza nel tempo in cui io recuperavo sia dalla febbre che la perdita di voce sono passate le due gare appunto e la gara in Polonia a Gorzo, e purtroppo sono in ritardo appunto per quello. Mi ritrovo appunto questa sera a dover registrare 3 episodi uno dietro l'altro, quindi magari per voi passerà qualche giorno da una gara all'altra, io invece li sto registrando tutti nella stessa sera. Oltre alle scuse che purtroppo sono costretto a fare, questa sera voglio annunciare una cosa. Mi sono organizzato una volta a settimana, sempre nel limite del possibile, ci sarà una live sul videogioco di Speedway che c'è per il computer, un videogioco che purtroppo è datato 2015 perché non ne hanno più fatti altri sul computer e non hanno mai aggiornato neanche questo, però grazie a dei siti polacchi sono riuscito a scaricare un pacchetto grafico per la quale possiamo usare i piloti 2024/2023. E cosa faremo in questa live? Semplicemente sceglieremo insieme un pilota per la quale possiamo provare a fargli vincere per la prima volta o a riconfermarsi o a portargli a casa un altro titolo mondiale. Considerate che faremo una gara per live, quindi non guarderemo solo le batterie che faccio io, ma guarderemo anche le batterie degli altri piloti e le commenteremo insieme, e guardando da calendario ci sono 12 gare, quindi saranno minimo 12 live. Considerato appunto che facciamo una gara a settimana più o meno, salvo imprevisti o altro, in 2 mesi e mezzo dovremo riuscire a finire un campionato intero. La cosa sarà divertente, particolare, non mi vedrete in faccia perché purtroppo non sono organizzato per questa cosa qua, però ci divertiremo tutti insieme, potete commentare, chiacchieriamo insieme durante le live. Comunque, detto ciò, io vi aspetto in live, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina, che così riceverete la notifica di quando andremo in live, e pensate già a un pilota che magari volete fargli vincere per la prima volta il mondiale o magari volete portargliene a casa uno in più. Bene, premesse fatte, scuse fatte, annuncio fatto, passiamo alla gara. Signore e signori, abbiamo il grande ritorno di Jason Doyle. Dopo il bruttissimo incidente che ha fatto, se riesco vi metto anche il video, lo dovreste vedere in questo momento, ha fatto 2 gare di stop dal mondiale, però si è ripreso, non è proprio al 100% della sua forma, però vedo che sta andando e che non ha problemi. E per festeggiare, essendo che anche lui era di casa, Wolf-Vinden si è portato la moto e ha fatto un po' di casino lì fuori dallo stadio. Non è ancora rientrato, non è ancora tornato in moto né in altri campionati né in allenamenti, sta solo facendo terapia, però vedo che comunque sta migliorando parecchio, è molto più in forma di quello che purtroppo erano gli ultimi mesi, e spero per lui che ritornerà molto presto. Ma ora veniamo alle prove e alle qualifiche. Durante la prova libera numero 1 Thompson purtroppo ha un problema alla moto e si mangia così il primo turno, mentre nelle prove libere numero 2 invece va tutto liscio, quindi si può procedere per le qualifiche. Durante il primo turno di qualifiche possiamo notare che tutti gli australiani in griglia passano tranquillamente e accedono alla seconda fase di qualifica. Seconda fase che abbiamo una grande sorpresa: Kurz batte Lambert proprio al pelo ma all'ultimo secondo e si porta a casa l'accesso alla sprint race che è composta appunto da Kurz, Zmarzlik, Vakulik e Frick. Passiamo ora alla sprint race. Ottima partenza per Frick, che partirà a missile e resterà davanti per tutto il tempo portandosi a casa la vittoria, mentre dietro Zmarzlik cercherà di recuperare quella posizione per riuscire ad arrivare primo, ma facendo così si perde d'occhio Kurz, che si prepara per bene e da terzo riuscirà a sorpassarlo e portarsi a casa la seconda posizione. Frick's made a stunning start. He knew something we didn't. Frick's got himself to the front. Zmarzlik now coming through in second place with Vakulik round the outside. Here comes Kurz. Kurz running for the dirt round the outside in turns 3 and 4. Zmarzlik trying to slam the door shut. But Max Frick
Stunning start out of gate number 2 and he's away. As you say, Kelvin, he definitely knew something about the start line that we didn't know, but Brady Curtis now swapping to the inside. Can he get it point back on Smarslik here? Can he find a way past? Now Vashik up the inside. Brilliant race for second, third and fourth. Frick has got it under control out in front. Here comes Kurtz again. Kurtz running for the dirt. He's electing to go the long way round. Would it prove to be the right decision? He's looking awfully tight. We're into the last lap of the sprint race. Kurtz on the outside. Bartos Smarslik on the inside, and Kurtz has done him. Now it's all about the run to the line, and Brady Kurtz is going to steal second place away. And his consistency in the sprint race is... Ora, prima di andare in gara, voglio farvi ridere un pochettino, perché a me mi ha fatto morire quella scena lì. Siamo alla selezione della posizione in race card, quindi i piloti in base al loro tempo sceglieranno appunto la riga di race card che andranno a occupare durante la gara. È il turno di Mikkelsen che sceglierà la posizione numero 11, viene accettata e subito dopo viene chiamato Jank Vetch. Jank Vetch sceglierà la posizione numero 11 e loro dicono perfetto, grazie, vai pure. Dopo Phil Morris lo richiamerà subito indietro e gli dice no, guarda che la posizione numero 11 te l'ha già presa Thompson, e lui gli fa non avevo visto, ma quando l'ha presa? Lui fa prima di te l'ha presa lui, e lui fa va bene, allora dammi quell'altra posizione. Mi ha fatto morire da ridere, vi lascio la scena intera. Next to make the selection is Mikkel Mikkelsen. Mikkel, please select your start number for this evening's event. I'll take 11, please. Mikkel selects start position number 11, thank you. And next up to make the selection is Jank Vetch. Jan, please select your start number for this evening's event. 11. Jan selects start position. No, number 11, I think that's gone. Try again. You're lucky I saw that then, or it would have gone all to pot. Is that right? 11 has gone, yeah? I'm assuming your graphics are correct. Try again. 15. Jan selects start position number 15, but good try. Thank you. Adesso possiamo ufficialmente partire con la gara. Batteria numero 2. Il movimento anticipato di Lambert gli causerà un warning che gli durerà per tutta la gara, appunto. Dopo la prima curva Lebedev cercherà di prendersi la prima posizione, ma Smarslik difende bene e Lambert dietro ne approfitta. Here we go. Green lights on, tapes are up, cool. There was a bit of movement there. We wouldn't be surprised if I see a red light. Doesn't come on, we're cracking on. Lebedev takes advantage out of gate number 2. Here comes Smarslik round the outside. Smarslik hustling his bike. Got the better of Lebedev's. Hits the front for the first time. Here comes Lambert now. Lambert's come from nowhere, trying to roar around the outside to get the better of Lebedev's and Charles Wright. But look at Smarslik. He's just cleared off out in front. But Lambert, wow, look at him go. He's all over the place. Yeah, Lambert's quite erratic, but he's got a move up the inside now. Pulled that off perfectly. Lebedev says he got an answer to that. He cuts back, looks for a way up the inside. He hasn't got the speed. Lambert was stone last round the first turn, and he really worked hard on that opening couple of laps to get himself into second place. But look at Smarslik, he's gone. Smarslik got round the outside of Lebedev's early doors and literally has cleared off out in front. He'll be delighted with this. Great way to start for the evening. Robert Lambert has had to work overtime, but Smarslik wins at the canter. Batteria numero 6. La wildcard Wright alla prima curva rischia di cadere ben 2 volte con dei contatti tutte e 2 le volte con Vakulik. Dopo la prima curva però la battaglia si accenderà davanti tra Kurz e Frick. Green light comes on now. Tapes are up. And away we go. It's tight into the first corner. Frick has got there. Bewley's run wide. Great turn back by Martin Vaclik. Right up the inside. Vaclik pushing pressure on Frick. Frick slams the door. Closed. Rides right round the inside. But keep your eyes on Bewley. Bewley's got a lot of speed on the outside. He's winding it on. This is going to be some race now. Frick moves to the outside. Martin Vaclik's up the inside. But Bewley working overtime in second place. It's so hard for Dan Bewley. Every time he makes a line on Max Frick, Martin Vaclik is in his way. He just creeps up the inside. Certainly Bewley was looking for a cutback each lap. He's coming in much wider than Max Frick, looking to get his wheels in line that little bit earlier, come up the inside. He's given up on that now, roaring around the outside. Mistake there. Frick's out of shape, he slams the door shut. We're into the last lap of heat number 6. Bewley now desperately trying to get to the front. Frick has had to work hard here. One last chance for Bewley. Bewley right out by the air fence. The run to the line and Frick slams the door shut.
Drop a bit of speedway in E6. Batteria numero 8, tra sorpassi e controsorpassi nel primo giro, alla fine Kurz riesce a scappare. Dietro è una grande lotta tra Thompson e Lambert. Marshall's away. Oh, a little bit of nerves on the start line there. We're into the first turn. It's Hülkenberg this time. He hits the front. Kurt's trying to come through. Where's Robert Lambert gone? He went a long, long way there. Kurt's up the inside. Kurt's up the inside. Here comes Thompson round the outside. Kurt's going from the inside to the fence nearly. That allows Thompson up the inside. Can he hold on? Wow, Kurtz has ridden. Well, he went a lot further than everybody else and managed to stay out in front. The Australian's got a lot of speed. Lambert once again working overtime to try and come through into third place. Hülkenberg trying to hold his ground, but Brady Kurtz. Wow, that was spectacular. All going on for the minor placings as Lambert now storms past Kai Hülkenberg. He's setting chase after Anders Thompson. But Brady Kurtz, if there was any doubt about his fitness, I think he's just answered that question. Super quick out front. Fabulous, he's in the race with Lambert now up the inside of Anders Thompson. Superb stuff from Lambert. Lambert went very wide. Here comes Thompson again. One last chance round the inside of the final corner. Kurtz has won comfortably. Who's going to win second place? Lambert's done well. Done very well to hang on. Batteria numero 9, dobbiamo fare solo che i complimenti. Wright, la wild card, riesce a vincere una batteria difendendo bene la sua posizione e quindi un grande applauso glielo dobbiamo fare, bravo. Star Marshall's away, green light is on and the tapes are up, it's a level break. I tell you what, Cabrera looks like he's made a lovely start. Out of gate number 3, it's Charles Wright coming out of gate number 1, he gets past inside, and look at Mickelson, that's a fabulous move from Mickelson, squared the corner off. Look at Charles Wright, Wright coming back into the picture again. This is more like it from Charles Wright. Yeah, Charles Wright knows this track inside out. He's had plenty of laps here. Mickelson, look at that front wheel in the air. He's got a lot of speed. Might take him another lap and a half to find the pace. But Charles Wright is going right around the inside. Exactly the same line that we saw from Kubera to past Marsling around the last turn. And Kubera now doing the same thing. Now Anders Thompson comes through. He's moving into third place. Yeah, Anders Thompson into third place, but this is going to be a very special moment for Charles Wright. The wild card, second in the British Championship, hasn't scored a point so far. He's crept round the inside, and he's going to win a race at the very highest level in Speedway. Charles Wright is a winner here in the National Speedway Stadium in round number 4. Batteria numero 10, Vakuli che cercherà di tenersi la prima posizione, ma Kurz dietro arriva su come un missile e con una mossa millimetrica riuscirà a sorpassarlo prendendosi la prima posizione. Attenzione perché Vakulik dopo perderà la posizione anche contro Smartlik. Sam, what a match-up this is. Swords a long march. Smartlik's missed it completely. And Billy Kurtz has got there. Here comes Vasilik, round the outside from gate number 4. He's winding it on. Kurtz has gone from the inside to the outside. Vasilik read it beautifully. Yeah. And Vasilik has chopped back to the front. Here comes Smarslik now into the thick of the action. Kurtz, what has he got? Don't rule him out. Here he comes to the outside. Oh my goodness! Bounces off the fence. Such entertainment. He's going to hit the front, surely. Oh, here comes Smarslik as well. He's going to straight line up the inside of Martin Vasilik. He didn't expect that one coming. Brady Kurtz so wide. He was so brave on the outside of Martin Vasilik. But look at the determination now from Bartosz Smarslik. It's almost like he's learning from Kurtz, just following him. Kurtz is giving the world champion a masterclass in heat number 10. They're pulling away. Smarslik missed the start completely. Vasilik now dropped in third place. But Kurtz and Smarslik, the top two in the world, going head to head in heat 10, and Kurtz comes out on top. Batteria numero 15, Smarslik credo abbia fatto la sua batteria più veloce in tutta la sua carriera praticamente, non l'ho mai visto andare così veloce e nonostante la difesa contro Lindgren, perché comunque si è dovuto difendere da Lindgren. Biuri piano piano dietro prende velocità riuscendo a sorpassare Lindgren all'ultimo secondo, proprio al pelo, portandosi a casa la seconda posizione. Thompson, uno spettatore in quarta posizione. Green light comes on. Tapes are up and we're racing into the first corner. Lindgren's got there, elects to go wide. Here comes Bartosz Smarslik through the traffic. The change of equipment worked nicely there. Bewley's gone to the back, that's not where we're used to seeing, but Smarslik, the world champion, round the outside. Freddie giving chase.
Bewley working hard round the inside, but it's Smarslick. Not totally convincing because Freddie looks quick in second place. Yeah, Smarslick a change of bike and it's working okay for him. He's out front, but now Lindgren up the inside. Smarslick just doesn't seem to know where to ride. He's cut back up the inside. He's shut the door on Lindgren. Lindgren's got the pace though, and this wide track is going to offer him plenty of lines on his last couple of laps. Smarslick replaces the compliment. Bewley is sneaking round the inside. He's trying to get the better of Freddie Lindgren. Just about, oh, he blocked past it. Freddie rode it beautifully and jumps back to the inside. Clouts the fence down the back straight. That gives Smarslick some breathing space. Smarslick's going to pick up another win. Bewley comes back at him. And Bewley snatches second place. What a last lap that was. Passiamo alla last chance numero 2. Holder partirà a razzo, mentre Bewley da dietro arriva a fare una rimonta fenomenale, portandosi a casa la prima posizione e l'accesso alla finale. Green light is on. Tapes her up. What a start from Holder. That bike absolutely, I could pull it out of a gun off the gate number 2. He gets himself to the front. Here comes Mickelson through in the second place. Bewley dropped in third. He's out the back with Quebec roaring around the outside. But Jack Holder, gate number 2. He's doing it again. He did it in Warsaw. Backed himself then. He's doing it again here in the National Speedway Stadium. And he's flying in front. Bewley roaring around the outside. Yeah, Bewley's doing what Bewley does. He's making a bit more ground up with every single lap. He's doing big laps. He's going to get the better of Mickelson here. I tell you what, he's got every chance of getting around Jack Holder. Here we go then. Keep your eyes on Dan Bewley. We need to be watching it. There we go. Dan Bewley coming on around the outside. Jack Holder electing to go tight. There's a lap to go. Dan Bewley running down the fence. Can he get to the front? It's going to be awfully tight with less than a lap to go. He's done it. He's going to do it. Oh my goodness gracious me, that is some sensational ride from Dan Bewley. Crowd on their feet. E siamo arrivati alla finale. È una battaglia a 3 tra Smarslick, Kurz e Bewley. Lindgren resterà da spettatore, mentre gli altri faranno fuoco e fiamme. Green light is on. Tapes her up. And Bewley's made a lovely start. He gets there out of gate 2. He gets the better of Smarslick. Kurtz has gone very wide. He's in the dirt round the outside. Smarslick now electing to go to... Here comes Kurtz! Kurtz dive bombs. He hits the front momentarily. Smarslick now slams the door shut. Bewley's on the inside as well. Which way is it going to go? Smarslick now hits the front. Oh my goodness gracious me. How brave do you have to be? Very brave. Bewley had the front wheel in the air coming off the corner. It was about 2 inches from the fence. I think that sealed the deal. I think he's going to stay there. But I tell you what, Smarslick is not going to give in. What a move from Dan Bewley. We're into lap number 3. That was a stunning move to get the better of Smarslick and Brady Kurtz. They're almost riding the air fence. We're into the last lap of the grand final. Bewley wide, Smarslick up the inside. It's tied down the back straight. But Dan Bewley, a winner in the LCQ in stunning style. And what a victory for Dan Bewley. He wins here in the National Speedway Stadium. Bene, passiamo ora ai top e ai flop della serata. Come primo top della serata ho messo Dan Bewley. Signori e signori, Dan Bewley questa sera ha fatto una signora gara, bellissima, veramente, sorpassi, contro sorpassi, velocità, perché alla fine prendeva di quelle velocità assurde in questa gara. D'altronde è anche la pista sua e quindi lui sa come correre, vero? Questo è un piccolo spoiler che vi lascio per la gara di Manchester numero 2. Come secondo top ho messo Kurz. Posso dire che Kurz ha ingranato di nuovo bene e sono contentissimo. Ha fatto una delle più belle gare che potesse fare, se non quando mi ha stupito proprio nelle prime 2 gare. Questa sera ha fatto una bella gara. Si meritava la vittoria? Sì, assolutamente. Arriverà l'occasione per cui lui potrà vincere. E continuiamo a fare spoiler. Come terzo top invece ho messo Lindgren. Anche Lindgren, tanto di cappello, sta migliorando tantissimo. È brutto da dire che si è svegliato, però rispetto a come è partito il campionato, l'abbiamo già detto in altri video di post GP, anche questa sera si è dimostrato un pilota che ha esperienza e quindi sono contento di come sta andando la sua stagione. Ed ora, come sempre, tocca ai flop della serata e come primo flop ho messo Lambert. È inutile girarci attorno, Lambert non sta correndo affatto bene. Lo ricordiamo tutti dove è arrivato l'anno scorso, vero? Cioè è arrivato secondo al pelo,
ma è arrivato secondo. Non so perché quest'anno si è peggiorato così tanto, non ne incapacito perché non riesco a capire se è un problema mentale, non nel senso brutto, se è un problema mentale nella gestione delle gare, se è un problema piuttosto di una moto che di un'altra o delle piste, quindi non riesco proprio a capire il motivo per la quale stia andando così male, però quest'anno non si è ancora acceso come doveva. Come secondo flop della serata ho messo Lebedev. Qualcuno mi ha sentito nominare Lebedev? Forse una volta? Sì, sono sicuro che una volta l'ho nominato, ma una sola. Anche Lebedev questa serata qua è stata veramente un fallimento. Non si è praticamente visto, ha corso malissimo. E come terzo flop della serata ho messo Thompson, però l'ho messo perché secondo me ha avuto troppi problemi e non è riuscito a gestire come voleva la sua gara. Solo per quello. Siamo giunti alla fine di questo post GP e come al solito io vi lascio al prossimo video, al prossimo appuntamento, che sarà il post GP di Manchester gara 5, che per voi arriverà fra qualche giorno, per me adesso. Quindi vi auguro una buona serata, una buona continuazione, vi invito a passare sul canale e noi ci rivediamo al prossimo episodio.